in collaborazione con Glam Vision e K-Facli. Bruciano i tetti delle abitazioni a Tenno, diverse famiglie evacuate e decine di vigili del fuoco sul posto. Il sindaco Marocchi, fortunatamente non ci sono feriti. Covid e scuola, Crisanti promuove il modello trentino. Bene non distinguere sulle quarantene. Pandemia alla fine? Non abbandoniamo il sistema di controllo infetti. Covid in Trentino, trovati 883 nuovi positivi. In un giorno oltre 100 di classi scolastiche tornano a seguire le lezioni in presenza. Un F-16 americano vola sopra la Val di Fiemme il giorno dopo l'anniversario della tragedia del Cermis. L'aeronautica, passaggio autorizzato, nessuna anomalia. Olimpiadi di Pechino, prime medaglie per l'Italia, il trentino Pietro Sigel, argento nello short track a staffetta mista. Secondo posto per Francesca Lollobrigida, che si allena a Baselga di Pinè nei 3000 metri. Pratiche di successione? Contabilità per professionisti? Contabilità per enti non commerciali? Contratti di affitto? Rapporti di lavoro domestico? La vita è già complicata. Falla più facile con K-Facli. K-Facli ti dà più che una mano.